Sì, sì, io vado più lento perché c'è una differenza, purtroppo sì, cioè purtroppo, meglio per me, però facendo tanta strada ci metto di più, però questo è il minimo, non è che serve a tanto, è andato giù, su veramente tanto, troppo. 1,969. Non stiamo dando i numeri del lotto, le estrazioni non ci interessano, parliamo del prezzo alla pompa per il self della benzina verde. Qua siamo in tangenziale a Padova, in uno dei tanti distributori che sono sulla tangenziale. Siamo insieme a Flavio Convento, che è vicepresidente nazionale della FAIB e presidente veneto della FAIB. Siamo con lui a chiedergli cosa sta succedendo. Stanno aumentando i prezzi, siamo molto preoccupati anche dopo l'OPEC che aveva già dichiarato l'aumento del petrolio, della produzione del petrolio, i listini continuano ad aumentare, quindi prezzi ingiustificati. Purtroppo è una condizione che ci mette in grossa difficoltà, anche perché sappiamo benissimo che i prezzi della benzina vengono indicati dalla compagnia petrolifera, il gestore guadagna sempre 3 centesimi al litro e quindi una contrazione dei consumi, quello che sta accadendo in questo momento qua, vuol dire anche meno guadagno per i gestori, sicuramente calcolando anche tutto l'aumento dei prezzi per la gestione di un impianto. Cosa chiedete al governo in questo momento? Ci vuole un altro taglio? Guardi, sicuramente a marzo c'è stata una diminuzione delle accise e su questo noi stiamo ancora aspettando i compensi di quello che noi abbiamo messo a disposizione dei cittadini, perché dopo diciamo che c'è stata la diminuzione delle accise, però sicuramente i gestori hanno anticipato questa diminuzione e non abbiamo ancora avuto riscontro su questo. Si parla di un ulteriore taglio delle accise che noi capiamo benissimo perché questa è la situazione, ma sicuramente i gestori non potranno abbassare il prezzo della benzina fino a quando non avranno finito le scorte. Questi sono provvedimenti provvisori, secondo me deve essere strutturale. Volevo chiederle, questa benzina aumenta sempre di più. Cosa vogliamo fare? Non paghiamo più le tasse? Ma c'è qualcosa che si può fare? Prima parlavamo con un altro signore, lui ha detto io che faccio delle tratte lunghe cerco di correre un po' di meno. No, io sarebbe da fare tutti a casa per una settimana, nessuno va più in giro e scommettiamo che di colpo la benzina scende. Come quando c'era lockdown. Esatto.